Meningite da pneumococco, un caso a Belluno di un 17enne feltrino il cui quadro clinico va verso una soluzione, si spera senza conseguenze. A Padova la tragedia di una bambina di 5 mesi stroncata dalla stessa patologia. Una malattia abbastanza rara, ma che purtroppo ha la capacità di essere letale. Giuseppe Dalben è il direttore generale di entrambe le ULSS coinvolte. La meningite è una malattia importante, pesante, ha vari fattori eziologici, però in alcuni casi effettivamente ha degli esiti infausti, come abbiamo visto appunto a Padova. Il caso di Belluno invece sta andando, direi, molto bene, e quindi pensiamo ad un recupero completo assolutamente per questo ragazzo. Da inizio 2023 sono 9 i casi di meningite registrati in Veneto. Il bilancio viene dato in conferenza stampa dall'ULSS 1 Dolomiti e in contemporanea da un comunicato stampa della Regione Veneto, anche per annunciare la rimodulazione del piano vaccinale previsto per i neonati a partire dal 76esimo giorno e per gli adolescenti dai 14 anni, consigliandola ai nati tra il 99 e il 2009, di cui un 30%, pari in provincia di Belluno a 5.000 ragazzi, non è vaccinato. Oggi abbiamo a disposizione 2 vaccini importanti contro la meningite meningococcica, ACWY, primo tipo di vaccino che offriamo già da tempo, sia ai bambini sia agli adolescenti, e B, di nuovo ingresso per quanto riguarda gli adolescenti come offerta attiva per effetto di una delibera di giunta regionale di agosto, e anticipato per quanto riguarda i bambini, perché la casistica pediatrica interessa anche i primi mesi di vita. A margine si è parlato anche di Covid, la cui curva è per fortuna bassissima, e di influenza, la cui campagna vaccinale in realtà non è ancora decollata, il cui picco è teso verso Natale e su cui verrà fatto il punto forse la prossima settimana.